A Milano il mondo si incontra all'artigianato in fiera. Tanto cibo e tradizioni locali con la creatività degli artigiani. Venite con noi. La prima particolarità della lavanda è il rilassamento, non è il profumo. Il profumo viene dopo. L'olio essenziale nelle tempie fa passare il mal di testa. Per quanto riguarda i sacchetti di lavanda, che sono questi qua, che costano solo €1, sono antisettici, antitarme e poi li può mettere sotto al cuscino per rilassarsi. In più il profumo nell'armadio. La nostra azienda agricola fa principalmente produzione di miele e olio. Noi produciamo tutti i prodotti quello che riguarda comunque i mieli nel nostro territorio, perché noi abbiamo api comunque dislocate nel territorio di Marche, Abruzzo e Umbria. Quindi miele di acacia, di tarassaco, di indaco, di melata, di castagno, di sulla, di girasole, di trifoglio. E poi facciamo tutti i mieli aromatizzati, miele al limone, arancia, anice stellato, cannella, tartufo nero, zenzero e curcuma, le rose e miele balsamico. Poi facciamo l'olio, quindi noi abbiamo due uliveti, olio facciamo il nostro blend, quindi con terra ascolana, frantoio, leccino e altri cultivar nostri del territorio che comunque i nostri nonni ci hanno lasciato. E poi qui abbiamo portato in fiera, all'artigiano in fiera, un favo naturale di api e facciamo assaggiare il favo proprio alle persone. Vendiamo i favetti proprio naturali con le api, che le persone possono mangiare, quindi la cera, che è molto buona, la cera con il miele. E poi abbiamo tutto quello che comunque riguarda anche la ristorazione, perché noi abbiamo l'osteria La Casa delle Api a Castel di Lamo, dove comunque facciamo piatti tradizionali, piatti legati comunque al miele, e chi ci viene a trovare che è di fuori può comunque dormire anche nel nostro B&B. Abbiamo un B&B Offida e si chiama La Casa delle Api, La Casa delle Api B&B. Pecorini di montagna, come può vedere anche dalla foto, grazie a voi. Pecorini di montagna, possiamo andare da tutti i gusti e tutte le specialità, vi invitiamo a provarli. È un appuntamento in cui il mondo si incontra qui a Milano e offre a un pubblico vastissimo il suo meglio, la sua creatività e le sue eccellenze. Ecco, cosa rappresenta ogni anno questo evento? Ma è proprio come esattamente ha detto lei, cioè l'Expo degli arti e dei mestieri, delle culture dei popoli del mondo, con 2550 artigiani provenienti da 86 paesi del mondo, dal sud-est asiatico, passando per l'Africa, l'America Latina, l'Europa e l'Italia. E obiettivamente è l'evento più importante a livello internazionale anche per partecipazione del pubblico. Già in questi giorni la tendenza è di un incremento molto significativo della partecipazione del pubblico, che dà ragione della bontà e della bellezza di quello che i nostri artigiani propongono e espongono. Mi piace dire che questa fiera è un'esperienza, prima che una visita, è un'esperienza di incontri, di umanità, lavoro e di vita vissuta, che è forse quel tocco di positività di cui tutti abbiamo bisogno. Di anno in anno come si evolve questa fiera? Si evolve da incontro a incontro, perché noi, gli artigiani che abbiamo qui, sono stati incontrati da noi. I primi a essere stupiti siamo noi e abbiamo proposto di incontrare il nostro pubblico. Quest'anno abbiamo 600 imprese nuove su 2550. Abbiamo parecchi paesi nuovi, e questo è anche interessante, e abbiamo 210 produttori artigiani nel comparto del biologico, del vegan e del gluten free, del naturale, del prodotto naturale come filosofia e cultura del vivere e del lavorare, che dice di uno stile, cioè lo stile di chi lavora per compiere se stesso, amando e rispettando la natura. Il profitto è un aspetto del lavoro, ma non è la ragione ultima, per cui il rispetto della natura e della dimensione della quantità della produzione rispetto alla qualità sono una linea guida chiara e evidente. L'artigianato, in un'era in cui prende piede l'intelligenza artificiale, ha una sua importanza sotto il profilo culturale del recupero della tradizione. Ma non c'è dubbio. Mettere insieme il cuore, la mente e la mano e le mani e il senso della bellezza
può essere aiutata da nuove tecnologie, compreso dall'intelligenza artificiale. L'importante è sapere chi è il protagonista, dopodiché gli strumenti si usano di conseguenza. Quando il protagonista perde la sua identità, gli strumenti acquistano una predominanza senza senso. Le attività produttive da sempre sono fortemente impegnate nel sostegno da dare alle aziende per l'internazionalizzazione di quella che è l'attività e la promozione dei loro prodotti. Anche quest'anno all'Artigiano in Fiera avete dato un forte contributo. Quale? Sì, siamo presenti con una collettiva di 108 imprese provenienti da ogni parte della Sicilia e che espongono tutta la produzione tipica della nostra regione. Abbiamo le aziende dell'artigianato e quindi ovviamente le ceramiche, ma anche collane, ma anche il prodotto in legno. Ci sono degli artigiani che fanno veramente tantissime cose particolari nella nostra regione. E poi il food, abbiamo il cibo e quindi il nostro panettone al pistacchio, i prodotti al pistacchio, le acciughe salate, e quindi abbiamo mare, terra, l'olio d'oliva, come ovviamente la nostra regione, gli uliveti, insomma tutto quello che ne può conseguire. Abbiamo tante aziende, siamo sempre presenti ogni anno con veramente un grande numero di aziende, sono sempre loro contenti loro dei risultati che ottengono e contenti noi di trovare le risorse per poterli portare ogni anno sempre in maniera più grande e fornire una bella vetrina della nostra regione. Credo che questo sia importante per noi che lavoriamo per loro. Ecco, il nostro lavoro è questo, lavorare per loro e renderli sempre un tantino sempre più grandi. Silvio Alessi, un grande spazio della regione siciliana nell'ambito dell'Artigiano in Fiera a Milano. Cosa significa questo appuntamento per la Sicilia e per i suoi imprenditori? È una grande opportunità di sviluppo per le oltre 300 imprese che quest'anno hanno partecipato alla 22esima edizione di Artigiani in Fiera, una manifestazione dedicata al grande pubblico dove nei 9 giorni di manifestazione ci sono circa 1.300.000 visitatori. Questa è una delle manifestazioni più importanti al mondo dell'artigianato, dove l'area Sicilia è una delle più importanti e delle più imponenti, con oltre 2.000 metri quadrati di area espositiva. Sono, come dicevo prima, 300 le imprese che quest'anno partecipano alla manifestazione ed è un momento di sviluppo per le imprese che qui in questi 9 giorni vengono a vendere le loro produzioni dell'artigianato e dell'agroalimentare. C'è una grandissima offerta nei vari padiglioni. Ecco, la Sicilia che tipo di riscontro ne ha da parte del pubblico? Ma la Sicilia è una delle regioni più visitate, è la regione dove molti visitatori vengono durante i 9 giorni di fiera ed è quella dove le produzioni siciliane sono quelle più apprezzate. Gli allestimenti, ecco, vengono di volta in volta studiati appositamente. Come lavorate in questo senso? Ma noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei singoli espositori, perché chiaramente per ogni settore riproduttivo ogni settore produttivo ha delle esigenze particolari, quindi noi durante le fasi di allestimento sentiamo tutti i produttori per capire quali sono le loro esigenze e cerchiamo di accontentarli al meglio. Silvio Alessi da tempo, da anni ormai si occupa di quest'ambito. Ecco, qual è il lavoro che svolge proprio per portare avanti un evento di questo tipo? Ma questo è un evento per noi uno dei più importanti che organizziamo. Organizziamo anche tanti altri eventi in giro per il mondo, però l'Artigiano in Fiera, a cui noi partecipiamo da oltre 20 anni, è la più importante in termini anche di grandezza e di numeri. Noi abbiamo diverse attività all'interno della fiera, quindi oltre al reperimento delle imprese espositrici a cui noi vendiamo gli spazi in quanto concessionari dell'organizzazione della fiera, poi ci curiamo anche di organizzare e costruire tutti gli allestimenti fieristici, quindi tutti gli stand che voi vedete qui in fiera li realizziamo con il nostro personale, quindi facciamo un servizio finito chiave in mano per quanto riguarda sia gli espositori che l'organizzazione della fiera. È sicuramente un bellissimo appuntamento di
promozione della Sicilia, delle sue bellezze e della sua straordinaria ricchezza gastronomica, e noi vogliamo offrire ai tanti espositori, tantissimi visitatori un pezzo di Sicilia attraverso la musica, la danza, il folklore della nostra Sicilia, una gran bella esperienza della quale siamo orgogliosi.